Vicepresidente Riccardi, senza sminuire la gravità della perdita di una vita umana, comunque i dati dimostrano che non ci sono epidemie. No, insomma, noi vogliamo essere trasparenti e chiari, quindi abbiamo voluto raccontare i numeri. I casi sono chiari, l'analisi è stata fatta su possibili 120 casi, ne abbiamo 14 confermati e 14 probabili. Questa è la situazione. Come abbiamo ascoltato tutti in maniera molto puntuale e precisa dal professor Bassetti, non siamo in presenza di preoccupazioni, epidemie, cose di questo genere. La popolazione deve stare tranquilla, tutte le strutture del servizio sanitario regionale sono attive, quindi monitoriamo l'andamento e tutta la situazione è sotto controllo. In questo momento c'è una situazione particolarmente critica che si aggiunge purtroppo al decesso di ieri, ma come ci ha spiegato il professor Bassetti, questo può essere una concausa. Non è stabilito da nessuna parte che il virus del Nilo sia la ragione o l'unica ragione di quello che è accaduto, quello che potrebbe accadere. Cioè, il tema della disinfestazione di fronte a dinamiche come quelle che si stanno verificando nel tempo è chiaro che è uno dei temi che la Regione si pone. Io tra qualche ora andrò dal sindaco di Latisana. Questa mattina c'è stato questo incontro tecnico con la prevenzione dell'azienda sanitaria, tutto il comune verrà disinfestato. Mi pongo il problema di inserire o meno la Regione nelle competenze dirette di queste attività che oggi sono in capo ai comuni, questo in termini di risorse e soprattutto anche di capacità organizzativa nell'intervenire in queste cose che devono essere affrontate a seconda dei casi che evidentemente si stanno presentando come quelli che stiamo discutendo. Insomma.